Sono da poco trascorse le 10:30 quando la bara bianca coperta di rose esce dall'obitorio di via Cornaro a Padova per essere caricata sul carro funebre e raggiungere la basilica di Santa Giustina. È all'obitorio che con compostezza e un dolore che si può leggere nei volti, nei gesti, inizia il lungo addio della famiglia Cecchettin a Giulia. È ora di lasciarti andare, dirà poi papà Gino dal pulpito, quello che Filippo Turetta non è stato capace di fare. Possa trovare quell'amore che... Dal mattino il sagrato della Basilica e Prato della Valle sono andati via via riempendosi. Moltissimi gli studenti in una Padova che nella giornata di lutto regionale aveva sospeso le lezioni. Una dopo l'altra le corone di fiori del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di Camera e Senato. Nei banchi delle autorità il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Presidente del Veneto Luca Zaia, dietro a loro una schiera di sindaci con la fascia tricolore. Al suo arrivo il feretro è accolto da un applauso, un abbraccio che fa commuovere il papà di Giulia. Guardate le lacrime di Gino. Restano tutto il tempo stretti in primo banco Cecchettin con i figli Elena e Davide, le mani intrecciate, il capo posato uno sull'altro. Il sorriso di Giulia ci mancherà perché il suo viso ci è divenuto caro, ha detto il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, nella sua omelia, invocando poi il Signore. Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Vogliamo imparare l'amore e vivere nel rispetto reciproco, cercando anzi il bene dell'altro nel dono di noi stessi. Non possiamo più consentire atti di sopraffazione e di abuso. E poi l'unico passaggio esplicito riferito a chi Giulia l'ha uccisa. Chiediamo la pace del cuore anche per Filippo e la sua famiglia. Il nostro cuore cerca tenerezza, comprensione, affetto, amore. La pace del cuore è pace con se stessi, con il proprio corpo, con la propria psiche, con i propri sentimenti, soprattutto quelli che riguardano il senso delle azioni che compiamo e il senso della vita. In molti si avvicinano al banco dei Cecchettin al momento di scambiarsi un segno di pace. Si fa avanti un uomo i cui lineamenti l'Italia ha imparato a conoscere nel 2021. È Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, uccisa da appena 15 anni. Anche lui ha perso sia la moglie, morta a luglio, che la figlia e stringe il papà di Giulia in un abbraccio vigoroso. Il feretro viene benedetto, quindi ripercorre la navata verso l'uscita. Quando la bara scende la scalinata, gli applausi della piazza, dei 10.000 della piazza, si fanno rumore. E chi c'è sfila dalla tasca, dalla borsa o dallo zaino, un mazzo di chiavi, tutti insieme a farle tintinnare per lunghi, emozionanti minuti.